Nella seconda giornata del triangolare di semifinale, il Taloro travolge 4-0 la Montepone Iglesias e ipoteca la qualificazione alla finale juniores. Dopo aver sbloccato la gara nel primo tempo, con Sedda, i gavoesi hanno dilagato nella ripresa con i gol di Panizzuti, Mulas e Lai. Nell'ultimo decisivo confronto con la Ferrini a Cagliari, basterà un pareggio per la migliore differenza reti. Mister Giangavino Mastio schiera il Taloro con Ferrelli, Fois, Melis, Massidda, Sedda, Panizzuti, Salvatore Sedda, De Lusu, Loggia, Domenico Sedda e Mulas. La Montepone risponde con Bossato, Pira, Stolu, Peddi, Spidoi, Mattia Carboni, Sireus, Taibi, Pilia, Elia Carboni e Contini. Arbitra De Rio della sezione di Oristano. La terra battuta del Maristia drena bene l'abbondante pioggia che cade durante la gara. L'approccio degli ospiti è buono. Elia Carboni e Sireus provano a impensierire Ferrelli. Il Taloro si affaccia in avanti con il giocatore di maggior peso. Mulas qui perde il tempo giusto. La Montepone ci prova anche con Taibi che non c'entra la porta. Nelle ripartenze i padroni di casa sono abili. Domenico Sedda, Loggias, Mulas che colpisce in fuorigioco. La Montepone insiste con Taibi per Pilia, ancora mira imprecisa. Alla mezz'ora il Taloro perde De Lusu per infortunio, al suo posto entra Solu. Domenico Sedda deve dribblare anche le possanghe del Maristiai, qui sfiora il palo da lontano. Il Taloro cresce al 35esimo su cross di Salvatore Sedda, Loggias centra la traversa, poi l'arbitro ferma il gioco. Ancora all'esterno gavoese serve Mulas che cerca l'angolino, ma il palo nega la gioia del gol. Il numero 11 di casa è incontenibile, al 40esimo tenta nuovamente il sinistro, ancora il Legno dice di no. Al 42esimo ci prova anche Domenico Sedda, da lontano per poco non trova il jolly. Il vantaggio prima del riposo, angolo dalla sinistra, e Sedda è brava a girare in rete la palla dell'1-0. Una volta rotto il ghiaccio il Taloro prende fiducia, nella ripresa aumenta la pressione, nonostante la pioggia incessante. Si comincia con un inserimento del solito Mulas che cade in aria, l'arbitro fa proseguire. Al 51esimo punizione di Massidda e sotto misura manca la deviazione. Il Taloro spinge ancora perché deve vincere con 3 gol di scarto, sfruttando entrambe le fasce. In sequenza i tentativi di Domenico Sedda e Loggias. La Montepone allenta la pressione con questo tiro di Peddis. Ancora Domenico Sedda tenta di sorprendere Bossato, che nulla può. Poco dopo, quando Panizzuti non ci pensa 2 volte e scarica la bomba da fuori, 2-0 e applausi al centrocampista nuorese. Al 77esimo imperiosa discesa di Massidda, che prova il cost to cost, prima di essere fermato all'ultimo momento. Con la Montepone alle corde, Mister Mastio mette dentro forze fresche come Bue e Lai. All'85esimo, su punizione di Mattia Carboni, la ripartenza del Taloro è letale. Lancio di Panizzuti, Mulas vola verso la porta come un tir e mette dentro il 3-0. C'è tempo anche per vedere il quarto gol. Ancora Mulas in progressione. Appoggia per il neoentrato Lai la palla del 4-0. Al fischio finale il Taloro festeggia il sorpasso sulla Ferrini. La Montepone saluta ringraziando i tifosi arrivati in Barbagia nonostante il freddo e la pioggia.